Chi c'è là? Chi c'è lì che si nasconde? C'è qualcuno che si nasconde? Poesia di primavera. Sì, mi piace tenerla nuova. Sì, anche sto cane ci piace tenerlo nuovo. Sì, lo teniamo nuovo. Questo cane. Buongiorno Italia, benvenuto ai Pioppi, scoprirai cos'è questa cosa, è un posto dove andavo sempre una volta, ecco, volevo farti leggere parcheggio camper. Il solito grafico di... Perché sono Non c'è posto per i camper? È un vecchio ricordo, adesso hanno scritto anche parcheggio camper. E ora, se tacca di prima mattina a fare 3 aperitivi. All'ingresso devi prenderti il numero. Ma se non sei in grado di fare il numero, vedi, tu ti hai fatto anche il video che ti spiega il tutorial su come c'ho su il numero. E tu mi chiederai cosa. Aspetta un attimo, stavo, come metti presso? L'osteria ai Pioppi, oltre ad essere un'osteria, è questo bellissimo parco costruito da un simpatico fioretto, il quale si differenzia per questa peculiarità rispetto agli altri parchi giochi per essere tutto funzionante ad energia motoria, ossia non le corrente, non le carbonea, non le niente, vero Mirko? Tutto a Quindi pedali. si fa fatica, Esatto. ecco perché siamo in pochi. Esatto. 3 anni. Beh, io ho più di 36 mesi. Sì, ti si bel So più del parmigiano. 380 mesi minimo. No, è il contrario, devi salire e scendere. Ecco, essere su. Anch'io voglio. Vadi! Vai. Vadi! Oh, Maria Verdi, Vadi! Maria, ma è continuo! Oh, siete vertigini sti scivoli qua in alto? No, porca miseria. Dai Mirko, vai! Dai, spronatelo da casa, vai! Oh, ma va sul serio? Vai Maria, vai! Che loro hanno preso coraggio, oppure che ha fatto effetto il Chardonnay. Non posso neanche dire che sono ritornato bambino, perché mi sono perennemente bambino. Cioè il bello della mia vita, Dio caro. È bellissimo, sono praticamente quasi solo bambini che frequentano questo parco, però è comunque un'opportunità per riscoprire le tue radici. Ciao Luca, ciao! Giacomo! Oh, Ma Marco, lo lasciate là o lo tirate giù? Sì, no, perché non hai portato la GoPro? Cosa ho avuto che te dice, porca miseria. No, lo lascio morire da solo. Dai Mirko, andiamo a farci... Ma no, non andiamo a testa in giù, andiamo... Sì, di prima mattina con solo una biretta, no? L'energia per fare il giro. Mi dispiace, gentili amici telespettatori, non aver portato la Pro e non posso farvi i video. E giustamente, insomma, un telefono anche abbastanza grande, ingombrante. E allaccia la catena. Ciao Peluche limonate di l'amorosa. Thomas, guarda chi ti saluta qua. Ciao Thomas. È anche bellissimo, mi dispiace un po' non averti fatto i video, però tieni anche conto che ci sono tantissimi canali YouTube che hanno fatto il video recensione di questo posto, quindi puoi andare a vedere tranquillamente quelli, cioè in senso buono, nel senso che ti faccio vedere la giornata e l'avventura del canale e tu, se vuoi vedere le giostre in azione, in diretta, te le vai a beccare da altri canali. Ciao Besha! No, faccio notare che hanno fatto il giro il Caldonius, il Singano e il Thomas e adesso c'è il controllo sicurezza che ripara il strafanto. La tappa più importante, no dai scherzo. Hamburger di verdure con polenta, alette di pollo con polenta. Cioè tutto con polenta? Non riesco a mangiare niente, solo la polenta mangio. Solo la polenta di hamburger. E costesine. Non me ne mangio questi cini. Mamma mia che pigna. No, gli stosi. I stosi con funghi e polenta. Quando nel nostro antico dialetto veneto le nostre nonne dicevano guarda che il borale è marmiton, intendeva questo. Qual è il marmiton? Tutti ragazzi. Buon appetito. Carissimo, buongiorno. Dunque, 2 alette di pollo. 2 alette di pollo. E il capo qua che c'è sempre 50.000 youtuber che fa l'intervista.
va di no, va più alti, Mirko, più alto, sta a far finta. Mirko e Thomas che controllano i cantieri. Se tu innocenti. Sti che parla e salda. Può essere, sì. Sentivo? Come qualcuno Ho letto, tipo quello che io ho fatto l'altro giorno nel campo minato, cioè fare il giro in bicicletta e poi muori. Vai, potente! Potenza! Potenza! Ciao! Ciao, ci vediamo! O forse no! E fra Mirko Campanaro tira giù, la Maria va su. Cos'è che si vede qua, Ale? si fa le pippe in modo più energico, Ah, più ok. allenato, vedi? Dici? Lui adesso è normale, ma prima è andato super forte con colpo solo. Ho capito. Eccolo là che controlla quella cosa da cantiere, se la giostra va bene, fatta bene, pulito, vara. Aspetta, bene, i nostri eroi vogliono cimentarsi nel giro della morte in bici. Aspetta un attimo che... Ragazzi, siete sicuri? Siete pronti? No, come che stato a Carenea qua? Chiudi la gabbia, testamenti a posto. Ecco, la partenza. Ce la faranno? Alla guida Thomas, a destra copilota Yuri. No, non è vero niente perché tutti e due il pedale compagno e tutti e due hanno il manubrio che non gira. Ha detto ci arrendiamo lì. Questo tacco fa paura. Adesso ha paura, lei vertigini. Vai, manca poco, dai. Ultima. Ecco. Quasi. Ma dovevi muovere le gambe, non la voce che è la gola secca. Secondo che vomiterò, dopo magari le buone da offendersi. Sa come No, che vomitavamo qui. Qui in Vicenza gente stanno. No bene. Adesso noi andiamo via perché siamo abbastanza sfatti. Il parcheggio, come stai vedendo, è infinito. So che mi seguono molti camperisti, quindi mi chiederanno: sì, no, il parcheggio di camper, sì, ti avevo detto prima, ascolta, guarda qua. Allora, lei, parcheggio camper, vengo qui. Tac, guarda, vedi, camper gli sta a volontà. Vedi tu, Marco si è messo a fare van life in tal canton qua. Mi scusi, lei non può stare qui. No, è vecchia. Cosa fai? Non fidatevi mai quando faccio io da navigatore satellitare. Caramelle, non vi voglio più. Questa mangiare, chi che ti obbliga a mangiare caramelle? È bello che ogni volta che io faccio il navigatore ci si trova sempre stradine del genere, anche quella volta con Martignon. Siamo andati alle grotte, non mi ricordo cosa. No, non era Postumi. Guarda. E i modi è che fa strade così a sente. Guarda. E d'altronde è così. Mamma mia che stanchezza. Ragazzi, andiamo a ciavarsi altri 2 o 3 aperitivi alla bassia del San Pistacchio. E guarda che bello, sei già stato, abbiamo fatto 2 puntate qua. La prima te l'avevo esplorata di notte quando c'erano ancora i lavori in corso con la torcia e il CP. Ti rigavi la corda e tiravi. Così un bel Andava lato con filo e ferro. a stua col pungitopo che è una pianta. C'è tutta un'attività fisica ancora. La bassia del San Pistacchio. Guarda qua. Fufi, stai parcheggiando qua? Ah, non te vuoi va? E ti parcheggia qua, E ti parcheggia, non te vuoi va? Siamo arrivati qua, esatto. E la signora è acida,
colpi dell'acido muriatico? Dio caro. sì. Porca miseria. Per mangia male. Mi scusi, lei non può stare là, c'è un matrimonio. Adesso se devo parlare di tasse, quindi adesso Zappeng e tira in basso anche quel che le resta su. Perché tu metta fai un fax in una vecchia abbazia. E vabbè, ma adesso mi ho l'idea di fare il fax, adesso vai a fare un fax. Pensavo un bagno più ancestrale, ma ho visto isso. Hai avuto uno fare a puntina a Fossalta de Piave? No, scherzo, sentivo aspettare che versi a birreria. Dai che venerdì! Una delle mie birrerie preferite, anche al camminetto. Questi qua gli dite, che sei il Singano, saluta il Singano, no, passa bene, dopo salviamo. Allora, i straffanti di una volta, è come quelli adesso, tu solo che era in rame una volta, non era di plastica. Anche il pignate, vedete il pignate? Tutte pignate, in rame. Che bruschetta, se vieni qua fidati, prendi le patate caramel, fidati. Sta gran fassolata di patate stile menona. Consigli per uno sballo continuo. La sera, quando vai al bar, non ordinare un liquore qualsiasi, ordinane 10. Quando il tuo senso dell'equilibrio comincia a cedere, recati pure alla adiacente parchette, dove troverai simpatici cittadini che per poche migliaia di lire ti forniranno di simpatici additivi per farcire le tue cartine. Se riuscirai a mantenere questo tenore di vita per anni, stando attento alle antipatiche forze dell'ordine, forse riuscirai a ridurti così. Hai mai provato ad andare al Luna Park fuori? Con stimolatori, amplificatori di luce e colori. Ecco, io vivo così, forse mami mi ha tagliato l'omogenizzato con LSD. Ma ci si abitua a tutto, spesso chi ti dice di star sobrio, chi si caga addosso. Composi. Nudo artistico in copertina su Vibe, due cionchi Bonnie e Clyde, marchiati Satan Inside. Organizziamo una convention A Piazza Duomo. di cantanti buonisti, proibizionisti, predicatori. Giochiamo a Carmageddon. Io sono l'uomo al volante che gli schiaccia come pomodori. Per quelli come me il mondo è una sala giochi. Se i neuroni fossero cettoni, ne ho ancora pochi. Ruota panoramica sull'hip hop e se poi avanza tempo roller caster su una pin-up di Playboy. Viviamo in una barca, siamo completamente dissociati dalla realtà. Non siamo sobri da anni ormai. L'istinto dentro l'hi-fi, la ragione sta in Per by. noi vomitare uno sport, affittiamo una stanza da letto nei bar. Non siamo sobri da anni ormai. Chissà però perché gli sclerati siete voi. Io vivo in un Luna Park ed è svarioni collettivi come il Tagada. Non ho disciplina, zia, mettimi in riga, perché se sto sballata perdo le parole come in liga. Figa. Diciamo francamente che io me ne infischio, visto che ogni mio vizio lo gestisco al meglio trascurando il rischio. Dall'inizio ogni mio sfizio è soddisfatto in pieno, in quanto per il mio piacere viver bene mi ci butta a capofitto. Non è che me ne foto, ma mi diverto un sacco se riesco a giocare su ogni cosa che faccio. Noi viviamo in un parco giochi dove non esiste il pagliaccio. Per il resto assaggio e sorseggio ogni qualsiasi bevanda che passa al convento. Il peggio che io sono fusa senza un reale motivo di fondo, ma soprattutto senza volerlo. Bello. Non la ci sto zucchero filato al caramello, che è meglio. Ringrazio Dio se per domani mi ripiglio e mi sveglio. Sveglia. Scempio dentro un Luna Park dove la sera si sclera. Sogno di girare in centro all'Eco in sala blu come la misa, che se non sapevi chi era ora si sa. Viviamo in un Luna Park, siamo completamente dissociati dalla realtà. Non siamo sobri da anni ormai. L'istinto dentro l'hi-fi, la ragione sta in Per by. noi vomitare uno sport, affittiamo una stanza da letto nei bar. Non siamo sobri da anni ormai. Chissà però perché gli sclerati siete voi. Nel musical, colpi da pungi ball, sento che nello stomaco sta lievitando i popcorn. Oh no, ci risiamo, sto di nuovo a capo. Mi sa che è meglio che sto fuori dai ritrovi tipo Woodstock. Io ho la passa ragazza che suoni i campanelli e che scappa, però stavolta tu l'hai fatta grossa. Che mossa, apposta. E tante belle gnocche nel recinto, chiappi la più cosa. Del mestiere sono i rischi, sarà la mescalina nel mio whisky. Vedo deformato come nel tunnel degli specchi, per questo di donne ne ho tante. Splendente, bellezza, bruttezza, indecente, non le vedo neanche. Mi chiedo come riesco, tipo ieri sera ho rimorchiato un mostro in chiosco. Vestitino d'arlecchino sotto acido, fogna di Berlino come alito, ma ubriaco fradicio. Disgustosa come lotta nel fango, Ferrara versus Costanzo. Femminile come la De Filippi, più uomo di Rambo. Non vengo da te, t'ho conosciuto adesso. Le ho detto muoviti cesso, dal rec, russa del sesso. Ci si butta a letto, poi ci diamo sotto e domani mi sparo appena realizzo. Per ore da fuori che sfogo i calori, e che Luna Park sarebbe senza tunnel degli orrori. Viviamo in un Luna Park, siamo completamente dissociati